La polizia locale di Padova ha allontanato un nucleo familiare di nomadi che in Prato della Valle aveva occupato alcuni parcheggi trasformandoli in un bivacco. I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di martedì, quando a seguito di numerose segnalazioni gli agenti del nucleo sicurezza urbana della polizia locale si sono recati sul posto. Al loro arrivo si sono trovati dinanzi a vari minori intenti a giocare in strada e a una notevole quantità di rifiuti di ogni genere abbandonati nelle vicinanze del camper. Gli agenti a quel punto hanno proceduto ad un controllo della famiglia di origine serba. Il capofamiglia, un ragazzo di 25 anni, però non ne voleva sapere di uscire dal mezzo. A fatica i vigili sono riusciti a farlo venire fuori e a farsi consegnare i documenti di guida e la carta di circolazione del camper. La polizia locale ha quindi provveduto a combinare 8 verbali per altrettante violazioni del regolamento di polizia urbana e del codice della strada. La famiglia di nomadi è stata poi allontanata.